Quando ero piccolo io avevo una maglietta del Cagliari, originale. La comprai e chiesi anche di mettermi il nome dietro. Misi il nome Nico, ma perché mi stavano simpatici causa Jalapas Band. E adesso chiudiamo il cerchio. Lo chiudiamo il cerchio con la partita più importante della settimana, perlomeno. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Fabio Criscuolo e a tutti quelli che si sono iscritti. Siamo arrivati a 26.400 tondi, quindi spingete, vorrei arrivare a 26.600 per la fine, 200 iscritti cioè una partita. È difficile, ma so che potete farlo perché vedo che ci sono più gente che guarda che iscritti, ma va bene lo stesso. Con i like la community mi aiuta ad andare avanti e io vi ringrazio. E sono ore in cui si parla di mercato molto più del Cagliari e mi rendo conto perché che cosa vuoi dire del Cagliari? La realtà è che noi siamo più preoccupati di noi stessi che non del Cagliari, nonostante nell'ultima partita il Cagliari ha fatto vedere anche un gol bellissimo, un po' di calcio spettacolo, palla a terra, Nicola che improvvisamente fa calcio champagne, e le varie polemiche, Gaetano che è napoletano, Caprile che c'ha il padre napoletano che parla in dialetto, adesso si parla che forse uno sarà indisponibile, l'altro magari non gioca, proprio per evitare tutti i retropensieri possibili e immaginabili. Quello che noi sappiamo e ci spostiamo e che probabilmente questa è la copertina. Questa copertina io l'ho sognata stanotte. In realtà ero partito, visto che sono pressanti le voci su Allegri che fanno il paio alle voci di Conte alla Juventus, e ovviamente uno deve avere la sostituzione pronta ed è naturale, visto che Allegri-Napoli se ne è parlato spesso, visto che Allegri sostituisce Conte proprio alla Juve in quell'anno lì e raccoglie un progetto lasciato orfano e poi lo porta avanti. E io ho formulato questa cosa: Allegri, perché Allegri? Perché Allegri? Felici! Non Allegri, felici. Io sto pensando ai giocatori del Cagliari, quindi invece di stare Allegri siamo felici. Poi in realtà non sta giocando più da titolare, nonostante per un periodo aveva fatto vedere cose talentuose, ma poi ci ho ragionato, ho detto: Allegri ha giocato con noi? Sì. Allegri ha allenato il Cagliari? Sì. No, questo è fatto della Coppa. La Coppa dove sarà? Comunque la Coppa ci saranno due coppe false sui due campi. Allegri ha giocato anche per il Cagliari, quindi la copertina è bella fatta. Vietato parlare del futuro, ovviamente, perché se vi permettete di chiedere in giro su radio qualunque le domande, che magari anche per stemperare un po' la tensione, per non avere un'idea fissa, parlare un pochino del futuro, delle prospettive, degli orizzonti, vi sentirete insultati e non stupido, cretino, malato, idiota, imbecille vero, cornuto, tutti gli insulti possibili e immaginati ve li prendete se vi azzardate di parlare del futuro. E invece no, cari amici miei, io non sono d'accordo. Evidentemente per loro il pallone è quadrato. Il pallone è quadrato, da non confondere con quadrado o con quadraro. Noi abbiamo fatto 2-3 video di follia Parma, nel senso che la fibrillazione, e bisognava parlare solo del Parma, e siamo d'accordissimo. Ha cambiato le cose parlare solamente del Parma? Ha tenuto, ha distratto i ragazzi parlare di altro? E con il Parma alla fine hai fatto la tua partita, non sei riuscito a segnare, non le hai prese però rispetto al Genova, ma bisogna segnare, bisogna fare gol, perché uno 0-0 contro il Cagliari non giova, non basterebbe, non si può assolutamente pensare a un altro passo falso dell'Inter, quindi devi fare gol. Ovviamente non lo devi subire, questo è fuori discussione, e ci fa sapere Juan Jesus che è tornato. I'm back, vuol dire che lui si sente pronto, vuol dire che ha avuto anche penso l'autorizzazione dai medici per scrivere una cosa del genere, perché poi
Se lui dice I'm back e magari Conte sceglie di nuovo Olivera centrale e ci facciamo due domande e il nostro cervello scoppia. Dice, ma come tu avevi detto che Juan Jesus era il primo cambio di Buongiorno, e quindi se Juan Jesus ci dice così, io posso aspettarmi che la formazione lo prevederà titolare al centro della difesa, ovviamente 3-5-2, non c'è neanche da dirlo, però con chi? Nel senso che poi sposti Olivera di nuovo a sinistra da terzino, il terzino che ci aveva fatto vedere delle cose interessanti, che anche lui veniva in mezzo al campo, o lo fai fare comunque a Spinazzola? È una domanda tattica legittima se confermi Raspadori o se invece prevedi Neres. Quindi se prevedi Neres, io credo che si possa optare per Olivera per una questione di equilibri e per una questione di sviluppo. Il Neres tu cerchi di isolarlo nell'1 contro 1, mentre Olivera magari viene a fare anche densità al centro. Se invece viene confermato Raspadori, avrebbe più senso tenere Spinazzola che spinge di più e va lui in isolamento quasi sulla fascia, mentre per vie centrali abbiamo più Raspadori, lo stesso McTominay che si sceglie la posizione. Quindi questi sono un pochino i dubbi che possiamo avere per quanto riguarda il Cagliari, e quindi io mi voglio concentrare assolutamente sulla partita. Domani ci sarà la conferenza di Conte, siamo agli sgoccioli, è antivigilia, io credo che la live, sto ragionando, ho una paura fottuta che poi salti tutto e che non regga il mio sistema qui, però è una live che va fatta live, è una reaction, cioè io mi devo vedere la partita che sono già in live, perché altrimenti qualsiasi cosa succede io non reggo e non riesco a spegnere, poi riaccendere, poi andare live così. Accenderò la live e non guarderò più di tanto la chat durante la partita. Ci saranno ospiti, ci saranno interventi, sarà una giornata campale e ce la dobbiamo vivere insieme, perché così deve essere, nella gioia, in ricchezza e in povertà, in salute e in malattia. Siete malati se parlate così. Intanto, se uno scorre le notizie, ci sono notizie di mercato, è inevitabile. D'altra parte, lo stesso Fabrizio Romano ha spinto parecchio, adesso ha parlato anche lui di De Bruyne, e quindi la situazione si fa seria. Si partiva dal sogno difficile da realizzare, che resta difficile da realizzare, lanciato da Sky, ribattuto da una serie di esperti di mercato. Adesso si comincia a parlare di cifre. Mentre Pedullà ci dice 7-8 milioni, Moretto, Romano parlano addirittura di 10 milioni netti, e De Bruyne deve fare una scelta di vita, perché pare che sul piatto abbia l'offerta del Napoli e l'offerta dall'America qua dietro. Il saluto c'è stato, lui non è sapeva una bella traversa a porta vuota nella sua ultima partita col Manchester City, ma in un giorno, in una settimana dove dovremmo stare tutti concentrati, le notizie per quanto riguarda il mercato, specialmente quando c'è un nome così eclatante che accende la fantasia dei tifosi, qualsiasi sia l'età, qualsiasi sia il suo status, il suo stato di forma, perché comunque negli ultimi anni non le ha giocate tutte. Questa è una cosa che poi la volevo mettere in mezzo come argomento. Alla fine Lukaku sì, non ha avuto un rendimento a livello di gol costante, le partite, non sempre decisivissimo, va bene, però intanto fisicamente ha retto, e questa poteva essere uno dei dubbi. Ha retto più lui che Buongiorno, ha retto più lui che Neres, le ha fatte tutte e non è mai venuto meno. Questo è un plus, specialmente quando hai una squadra in là con gli anni, e lo sappiamo che il Napoli insieme all'Inter ha la squadra più vecchia per età media del campionato, e guarda caso l'età poi significa anche esperienza, significa saper gestire i momenti difficili con più calma, e ti stai giocando il campionato proprio tra le due squadre, insomma, che hanno un po' più di età. Però poi può anche venir meno a un certo punto la freschezza atletica che ti serve, e quindi una squadra troppo giovane no, una squadra troppo vecchia speriamo che vada bene, ma qualche dubbio te lo dà. Bisognerà
rinfrescare, e quindi il mercato sarà importantissimo quest'anno, ed è inevitabile che debba partire però dalla scelta dell'allenatore. Se Conte non vorrà continuare, bisogna mettersi, bisogna proprio pensare al futuro, e bisogna pensarci proprio adesso, non bisogna farsi trovare impreparati, e bisogna farlo. D'altra parte noi abbiamo saputo in passato che De Laurentiis si era mosso sempre molto presto con gli allenatori che poi avrebbe fatto firmare più in là, e quindi le notizie che si inseguono sono legittime. Mi dispiace, potete insultare chi volete, ma è legittimo che se ne parli, ed è legittimo che si programmi prima ancora. Non puoi programmare a seconda se vinci o no, devi programmare a prescindere, quindi mi dispiace. Tanti auguri a Nikita, se ne dice un gran bene. McTominay lo adora. Ho visto un content di McTominay: dove andresti, con chi ti porteresti se vai in spiaggia, chi ti porteresti se vai così. Ne ha citati un paio, ha citato il capitano, ha citato Politano, e ha citato anche Nikita Contini. Sto ragazzo, ovviamente il terzo portiere, ha un ruolo di figura di spogliatoio importantissimo, lo sapete. Non voglio dimenticare, altrimenti Fabio Versatile mi tira le orecchie, di dare un saluto a Reina e a Callecon che annunciano il loro addio al calcio giocato. La penna, molti mi stanno scrivendo: che ne pensi, che cosa ne dici? Io non ne parlo mai, forse solo Colombo è quello che più a livello di piccione mi ha dato delle sensazioni tremende quest'anno. Poi ognuno di questi arbitri ha nel suo bagaglio degli errori clamorosi, quindi parlarne prima per me lascia veramente il tempo che trova, perché poi magari un Doveri che aveva fatto il suo doveri giudicando bene quel contatto con Simeone e Circati, alla fine lo chiamano, gli fanno cambiare idea. Quindi la scelta dell'arbitro veramente non può essere giudicata prima, non mi sembra il caso. La conferenza, Conte, Osimhen fanno parlare, questo è il De Bruyne. E poi aveva parlato Fabrizio Romano anche di David, che è un nome che insomma esce da 2 o 3 anni perlomeno per quanto riguarda il Napoli. Poi si è inserita l'Inter, poi si è inserita la Juventus ovviamente, perché quando Giuntoli passa la Juve ovviamente c'è l'interessamento anche lì. Mancano ancora dei step, ma trattativa avanzata, la clausola rescissoria, ci sono un po' di cose, insomma lo sapete. Può piacere o meno il personaggio, ma quando, e qua ci tengo a fare la distinzione, quando non è una cosa studiata a tavolino che serve per smuovere un po' le acque, perché lo stesso Fabrizio ci ha detto che spesso lo hanno contattato per smuovere le acque, mettere in mezzo un rumor che poi fa muovere le società interessate, insomma tramite i procuratori. Quando non è così c'è da considerare gli spifferi, c'è da considerarli affidabili, e quindi quando parla lui le cose si tremano, e quindi se ne parla per forza. Vedi, quando parlavo di Nico, aio Galapagos. E in ultima istanza questa è stata la partita con il risultato più rotondo di tutto l'anno del Napoli, una partita che tu dici vabbè, non c'è stata proprio storia. Intanto, se andiamo a scavare nella memoria, io ricordo di aver detto Meret protagonista assoluto, e sono andato a scavare nei miei voti. In realtà vedo il migliore in campo per me all'epoca fu Meret con 9 in pagella. Cerchiamo di capirci gli interventi che fece Meret. Qualcuno per sfizio si può andare a vedere gli highlights e le cose che successero. Di Lorenzo 8, Rachmani 6, Buongiorno 7,5, Mazzocchi 6, Anghissà 7, Lobotka 7, Spinazzola 6, Kvara 7,5, Politano 6,5, Lukaku 8. Questi furono i miei voti. Se andiamo un attimo a vedere cosa successe con un Napoli che aveva ancora questa impostazione qui, guardate un attimo l'attack momentum. Il Cagliari è la squadra in casa, è la squadra col verde, ci hanno messo in grande difficoltà in diversi momenti della partita. Quando il Napoli è andato forte ovviamente ha concluso con il gol, però loro ci hanno creato grandi grattacapi, e adesso non è nemmeno un Napoli dell'epoca un po' più fresco, senza considerare che questo ragazzo qua
che tra l'altro è stato protagonista di un'intervista dove ha detto: io, Fabian e Donnarumma ci guardiamo il Napoli, tifiamo per il Napoli, siamo convinti che possono vincerlo, lo guardiamo con grande affetto, cornuti anche loro probabilmente, non lo so. Ma insomma, i gol furono proprio di Di Lorenzo su assist di Lukaku, poi ci fu il gol di Kvara su assist di Lukaku, il gol di Lukaku su assist di Kvara e poi il buon Alessandro Buongiorno su corner di David Neres e si beve il caffè. Più possesso palla per il Cagliari. Ve lo ricordate quel Napoli con il 3-4-2-1 che lasciava tranquillamente la palla agli avversari? XG più alto per noi, ovviamente se fai 4 gol 1,93 è il minimo. Un gol di expected goal per il Cagliari, 19 tiri totali per loro, 5 parate, 5 salvataggi di Meret, più passaggi loro, mamma mia. Insomma, Mutantua. La Mutantua, dobbiamo stare attenti alla Mutantua. In ultima istanza vediamo le formazioni che ci porta il Fantacalcio. Qua porta ancora Olivera. Io mi tengo la possibilità di Juan Jesus se lui ci ha detto così. Ovviamente per il Napoli pochi dubbi. Ero curioso sul Cagliari per capire Felici, per fare quella battuta con Allegri. Caprile, vediamo se verrà confermato. Zappa, Mina, Lupetto, vediamo. Uno delle parate di Meret fu proprio sul Lupetto. Zortea a dopo, Macumbu, Deiola, Augello, piccoli Pavoletti. Ovviamente sono terrorizzato da questa squadra. Confermati out Gaetano e Luvumbo, Felici è solo possibile al 35% secondo il Fantacalcio. Viola, Palomino, Prati, Marini, Yankto, la famosa Mutantua di cui sopra. Beh, io spero che possiate apprezzare il fatto che non abbia messo De Bruyne nella copertina, né Jonathan David, Fabrizio Romano, eccetera eccetera. Magari vanno nel titolo per una questione di discoverabilità. Di discoverabilità. Apprezzate questa cosa qua. I colori del Cagliari, Allegri del Cagliari, un giochino visivo anche per rimanere concentratissimi sulla partita, pur rispettando quella che è la cronaca e quello che smuove la fantasia dei tifosi. Anche perché, ragazzi, noi possiamo fare un video di 9 minuti e mezzo dove io dico Cagliari, 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 Cagliari. Mi comincio a incacagliare col Cagliari e non cambia niente. Io posso fare un video dove dico De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, e comunque non cambia niente. Non abbiamo questo potere. L'unico potere che abbiamo come tifosi è far sentire il nostro affetto ai ragazzi, perché i ragazzi seguono i social e quindi dargli una spinta. Il resto lo faranno i tifosi presenti allo stadio. Credo che non ci potrà essere, spero che non ci sarà né mormorio nel caso in cui non si sblocchi subito, né paura né ansia. I giocatori vi hanno detto cosa dovete fare, fischi assordanti appena il Cagliari tocca palla, incoraggiamento, grandi cori di grande ritmo, speriamo di ritmo sostenuto quando il Napoli ha la palla. Diamo una mano a un gruppo che è esausto, perché la stagione, nonostante tu hai giocato solamente il campionato, ma è stata bella tosta per mantenere pieno in cascina, per accumularlo, per vedersi dal recupero dell'Inter, sali tu, poi perdi un'occasione, poi scivoli, poi la recuperi. È stancante, è più stancante di quello che Conte aveva immaginato e previsto. Poi ci si sono messi una serie di problematiche tra il mercato e gli infortuni. Dobbiamo dare una spinta ulteriore a questi ragazzi, ce la godremo insieme e ci vivremo un momento emozionante, perché al di là di tutto si vive per questi, il tifoso vive per questi momenti qua. Immagina essere oggi un tifoso del Milan o vivere una vita da tifoso del Torino, che non si gioca mai nulla e non è proprio il caso. Poi, se volete stemperare la tensione, guardatevi la finale di Coppa Europea, insomma, dell'Europa League. Domani ci sarà da distrarsi con le parole di Conte sicuramente, e poi venerdì andiamo tutti all'ospedale. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. I like li potete lasciare adesso, se avete l'abitudine di lasciarli alla fine.
senza dire fino alla fine, ma fino all'ultimo respiro.